Paura. È questa la parola che ripetono più spesso i residenti di San Zeno, all'indomani dell'aggressione di una donna da parte di un maniaco. Fortunatamente la vittima è riuscita a divincolarsi e a mettersi in salvo, ma questo nuovo episodio non fa altro che accrescere tra i residenti un senso diffuso di insicurezza. Paura sì di sera, non so, portare giù le immondizie per esempio, non c'è tanta poesia che passa. Abbandonarsi il quartiere, abbandonato, trascurato, senta un dormitorio. Non si vedono mai polizia, nessuno. Lei ha paura a girare? Beh, io giro sempre col cane, però di sera comunque va sempre mio papà. No? Da un poco di tempo qua, senti che lavori che succede, E c'è da aver paura allora? Da tia. Dobbiamo andare armati per la strada. E di fronte alle preoccupazioni, soprattutto delle donne, c'è chi proprio alle donne dà un consiglio. Provate a fare un corso di autodifesa. L'autosicurezza tira fuori quel minimo di aggressività che serve per, non dico spaventare, però disorientare una persona. Intanto il vice sindaco Gentilini getta acqua sul fuoco sull'intera vicenda, ridimensionando a suo modo l'accaduto. Quel fenomeno è soltanto una classica pacca sul culo da parte di un ragazzino, perché le fonti che mi hanno dato queste informazioni sono al di sopra di ogni sospetto. Io non tollero che ci sia un terrorismo sulla sicurezza di Treviso, quindi tutto va messo così dentro i binari normali di una ragazzata. Treviso è la città più sicura d'Italia, punto e basta.